C'è una specie di scioglilingua che in questi ultimi tempi ricorre spesso nei notiziari e soprattutto nelle occasioni di confronto pubblico sul tema del rilancio nazionale, tema che riguarda molto da vicino la vita di istituzioni culturali e archivi pubblici. È un acronimo di 4 lettere, PNRR, che sta per Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta del programma con cui il governo è impegnato a gestire i fondi del Next Generation EU, cioè lo strumento di ripresa e rilancio economico introdotto dall'Unione Europea per risanare le perdite causate dalla pandemia. Un programma assai denso, fitto di sottosigle che individuano vari ambiti di applicazione. Quella che ci riguarda direttamente incrocia i destini di un patrimonio pubblico di grande rilevanza culturale per la storia del Novecento veneziano, è l'M1C3, la cui finalità è la digitalizzazione delle collezioni di musei, archivi e biblioteche e luoghi di cultura, per aumentare le risorse culturali digitali disponibili nelle piattaforme e moltiplicare così l'informazione culturale. Un'occasione del genere, rispetto a una finalità di così grande interesse pubblico, produce un primo effetto nelle istituzioni, e cioè quello di creare sinergie e collaborazioni efficaci, fissando ruoli e competenze per realizzare al meglio i singoli progetti. In questo caso il Comune di Venezia, proprietario del Fondo Fotografico Giacomelli, attraverso il servizio che gestisce il fondo e la rete delle biblioteche comunali, collabora con l'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale, Digital Library, e la Regione Veneto, per rendere disponibili, entro la fine del 2025, circa 85.000 scatti inediti dell'archivio, realizzati nel corso del Novecento nei più disparati settori di documentazione e finalità promozionale, dalla cantieristica veneziana alla vita culturale cittadina, dalla fotografia pubblicitaria alla ritrattistica d'autore. E così, all'interno della biblioteca di Carpenedo Bissuola, dove ha sede appunto l'Officina Giacomelli, si è installato un cantiere di lavoro con standard di elevata qualità digitale per portare a termine questo progetto.